Assessore Piantoni, siamo di fronte all'asilo di Teor, questo asilo possiamo dire rinnovato, no? In tutti i sensi. Certo, sì, con un primo lotto eseguito nel 2009 abbiamo fatto i lavori principali, ma abbiamo avuto la fortuna di avere un compaesano che ci ha lasciato un lascito di 60.000 euro per completare i lavori di cui necessitavamo. Abbiamo ultimato i lavori quest'estate e ieri abbiamo fatto l'inaugurazione con tutti i bambini e con le eredi del signore Oddone Zanello che ha lasciato appunto questa donazione in favore dell'asilo. Poi visti i tempi, insomma, no? Sì, esatto, infatti in questo periodo di spending review veramente ma poi al di là del momento economico, proprio il vedere l'amore delle persone per la propria comunità è qualcosa di eccezionale e che è stato anche sottolineato molto ai bambini da parte delle insegnanti. Ecco, ancora una volta si dimostra che le fusioni funzionano. Sì, beh, certamente quando c'è sinergia, quando la comunità riesce a collaborare diventa veramente un lavoro di squadra e riusciamo a sfruttare meglio le nostre risorse. Perché l'importanza di questo asilo? Beh, questo asilo, a parte il fatto che comunque è tra l'altro stato uno dei primi asili assieme a quello di Gonars che è nato nel 68 come asilo pubblico, è un asilo che ha veramente una storia molto, molto, molto forte perché comunque è stato un punto di riferimento per la comunità di Teor in tutti questi anni e le insegnanti sono un gruppo molto, molto unito che lavora su una filosofia molto forte e con una molteplicità di offerte per i ragazzi, veramente per i bambini, veramente, veramente importante. Oltre a fungere da asilo potrebbe essere anche punto per aggregarsi, no? Insieme. Ma la struttura in questo momento non consente altre attività. Nell'intervento del 2009 è stato ampliato il refettorio per cui la mensa viene utilizzata anche dalla scuola primaria e con la cuoca che cucina direttamente qua sul posto. Senta, quanti bambini sono presenti all'interno di questo asilo? Mediamente un'ottantina, ogni anno circa suddivisi in 3 sezioni, grandi, medi e piccoli. Fabrizio Mattiussi, possiamo dire si corona un sogno? C'è un sogno che è partito 6-7 anni fa, quando nel primo mandato della nostra amministrazione, quando ancora il comune era di Teor, abbiamo dato via i lavori di ristrutturazione di questa scuola che si è compiuta quest'anno con l'inaugurazione fatta ieri. Praticamente di questa scuola l'abbiamo stravolta, nata negli anni 68-69, ricordiamo che questa è la prima, se non massimo seconda scuola pubblica realizzata con fondi pubblici dalla provincia di Udine, per cui già dall'epoca i nostri amministratori avevano pensato a mettere le radici nella cultura per mantenere la collettività ancora viva, per cui si è coronato un sogno partito, come dicevo prima, 6-7 anni fa, dove dopo una serie di lavori abbiamo stravolto l'asilo, no? E quindi l'abbiamo ampliato creando una stanza, un'aula refettorio che poi è di sostegno, di aiuto anche alla scuola elementare che è di fronte e quindi ampliando l'offerta formativa, ma non è stata ristrutturata solo sotto il profilo dei muri, ma è stata ristrutturata sotto il profilo che si è ampliata l'offerta formativa. Difatti questa la fa diventare una delle scuole più attrezzate, più accoglienti e se poi abbiamo l'occasione di entrarci vedete come i lavori hanno portato a far sì di avere non una scuola dell'infanzia, ma una casa dove il fanciullo, il piccolo arriva e si trova come casa sua. Gli ambienti sono tutti accoglienti, non solo dalle aule, ma dalle aule di svaga, di gioco, ma anche la cucina è stata migliorata, per cui tutto a 360 gradi è stato concepito come obiettivo quello di ottenere una scuola che è più un luogo familiare che non un luogo di didattica e quindi questo per me è un vanto perché fa sì che questo plesso, che è così meglio chiamarlo, sia uno dei più belli della zona, non detto da me ma da tutti quelli che varcano le soglie di questo edificio. Abbiamo anche sottolineato con l'assessore Piantoni l'importanza, no? Lei poi insomma nelle sue parole ha detto perché questo asilo insomma ha quell'aspetto particolare, proprio perché ho il primo addirittura il secondo realizzato all'epoca con i fondi pubblici. Sta di fatto che comunque la comunità ha risposto bene, no? Ha risposto bene, tant'è vero che lo considera come una propria creatura e tutti
tutti gli utenti, quindi i genitori, i nonni, anche perché ormai i nonni sono diventati uno sostegno. Probabilmente alcuni nonni hanno fatto qui, no? I loro primi passi scolastici. Più che nonni, perché se volete vi svelo anche questa cosa, questo asilo, questa scuola materna l'ho inaugurata io, il mio ultimo anno di scuola materna, che era prima di allora fatto, strutturato in una struttura privata, un oratorio, io l'ho inaugurato col mio ultimo anno di asilo, per cui io non sono nonno, ma sono un papà, un figlio. Diciamo di che lei è stato dal produttore al consumatore, ecco, esatto, anche al contrario. Per cui la sento un po' mia questa struttura. Mi ricordo le maestre che avevano tutte il grembiule, noi stessi avevamo il grembiule, invece adesso si vive in una realtà molto più aperta, più semplice, più commerciale, dove effettivamente è una famiglia, una grande famiglia. Per cui ho seguito con attenzione i lavori in maniera che vengano portati a termine nel miglior dei modi, ma soprattutto per quello che è l'obiettivo, raggiungere un ambiente che è gradevole da essere vissuto sotto tutti i profili. Una scuola materna non è un ambiente solo didattica, ma ci sono i collaboratori, quindi i bidelli, quelli che comunemente si chiamano bidelli, c'è la mensa, questa è una delle poche scuole materne dove si cucina, si produce il cibo, per cui viene prodotto, confezionato qua e distribuito qua, per cui a chilometri si può dire zero, quindi bontà massima, per cui ha tutti gli elementi, tutti gli ingredienti per essere una delle scuole all'avanguardia del nostro territorio, della Bassa Friulana. Questo è un lascito importante di una persona che ha dato tanto alla vostra comunità. Ecco, gli ultimi lavori sono stati possibili grazie alla, diciamo così, l'amore per questa comunità di un nostro concittadino che nato, cresciuto qua, poi per motivi di lavoro è emigrato, poi è emigrato ulteriormente a Tisano, dove ha avviato un'attività commerciale, un negozio di caccia pesca, articoli sportivi, e questo non avendo figli e quindi non aveva eredi legittimi, penso anche benevolmente ha pensato alla sua collettività, comunità di origine, lasciando una parte della sua eredità, e quindi grazie a questi soldi è stato possibile adeguare una delle ultime norme in materia di sicurezza dell'edilizia scolastica nel rifacimento consistente, quindi nel rifacimento della controsoffittatura, degli impianti di illuminazione, filodiffusione e quindi anche in parte i servizi igienici, per cui anche grazie a questo cittadino nostro legato alla sua terra, alle sue origini, che si è potuto concretizzare, e quindi la ciliegina sulla torta, se così possiamo dire, e come dicevo prima, per far sì che questa sia una struttura di quelle che sotto tutti i profili statico, strutturale, igienico, didattici e quant'altro sia al top dei top. Presidente, tutto pronto per quanto riguarda questa bellissima iniziativa che si chiama, ricordiamo, Pulsitaris. Porc Aris. Dipende dopo gli accenti dove si mettono. L'importante è sapere dove mettere la forchetta e tutto il resto. Senta un po', sabato dalle 10 in poi insomma, ci sarà questa bellissima festa organizzata in collaborazione con Real Sella. Con Real Sella, esattamente. Che tanto lei che parla non inquadriamo. Abbiamo creato questo gemellaggio con Real Sella, che è già da qualche anno che collaboriamo assieme, e quindi proveremo questa iniziativa nuova. Ecco, ricordiamo dove sarà la location? Purtroppo per problemi logistici abbiamo dovuto trasferirci nell'ex asilo, vicino alla chiesa praticamente. Certo, perché in teoria diciamo, la location ideale è l'area di festeggiamenti, sì. Però visto che prevedono pioggia, sì, ultimamente è un po' umido. C'è il rischio di fare qualcos'altro più che il maiale, insomma, no? Ecco, lì siamo a coperto, quindi. Senta, Naso, quanti quintali ci saranno sul piatto? Ma tutto il maiale praticamente faremo. Tutto quello che si può mangiare nel maiale, noi mangiamo tutto. Quello che riuscite a portare a casa o quello che No, lo portiamo intero, dal naso alla coda, passano dalle orecchie. Ma è una festa dedicata anche in onore a Real Sella questa, no? Beh, più in onore al principale, sia la Porco Aris. Noi collaboriamo, come ha detto prima il Presidente, che già da un po' ci aiutiamo.
Certo, vi date una mano. Ci diamo una mano. Poi anche durante la sagra so che vi scambiate, no? Abbiamo qualche cuoco che viene a darci una mano e abbiamo qualcuno che va a dargli una mano a loro. Certo, deve esserci Angelo Bertoli, ma Angelo Bertoli è disperso non si sa dove, no? In giro per l'Italia, Italia, diciamo così, in giro per Italia. Questa cosa qua. Allora, ricordiamo l'appuntamento, poi c'è uno scopo principale, no? Poi l'iniziativa, ricordiamolo anche. Sì. Lo scopo ha la cosa, cioè quello che si raccoglie, dove va a finire? Beh, dopo vedremo vediamo cosa riusciamo a raccogliere, le offerte sono libere, perché mangiare è libero, si paga solo il bere. Certo, si paga solo il bene, ma soprattutto ricordiamo friulano. Certo, assolutamente friulano. Il maiale da dove arriva? Da qua vicino, In tipicamente comunale. Tipicamente Sarà anche il comunale. sindaco, mi dicono. Ma sono invitati tutta la popolazione, quindi chi vuol Caravello ha detto sì. partecipare può venire tranquillamente. Certo, allora ricordiamo l'appuntamento sabato 29 novembre dalle ore 10 Sì. presso l'ex asilo Di Aris. Di di Aris, dove c'è la canonica, no? Esatto. Dove c'è la Giustamente. chiesa. Bene, dove c'è la chiesa, la canonica, insomma, non resta che armarsi, fare una settimana di Ramadan e poi Ramadan tipicamente friulano, no? Invitare tutti i comuni limitrofi. Sì. Forse un po' meglio iniziare l'allenamento adesso per arrivare. Un po' di corsa, non un po' di corsa, no? Assolutamente. Bene, noi ci saremo, Vi aspettiamo, Numero- come anche i sempre. nostri telespettatori, no? Esatto. Assolutamente numerosi e Certo. Molto numeroso. chi ha fame e sete ben venga. Ovviamente. Ha già mangiato la piglia dall'angurio. Eccoli. Io con dei doili, Noi sono. Sì, caro. Si fa di corsa, no? Sintetizza dei Spending tempi. review. Bravo. Maschi, caro. Maschi. Ah, bene allora. Ok.